Aiutare i bambini profughi delle aree di crisi è il messaggio lanciato da UNICEF, che ha deciso di raccontare in teatro le storie di bimbi, figli di immigrati che cercano una nuova vita lontano da casa e che invece trovano la morte in mare. Negli ultimi 6 mesi, ogni giorno, 2 bambini migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. È il dato diffuso dall'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU, che con quello dell'UNICEF narra come da settembre ad aprile scorso 340 minorenni sono morti affogati, per lo più neonati e bimbi. Io arrivo a Siracusa, vedo un centro di accoglienza e ci sono tante bare bianche, ne abbiamo viste tante in questi mesi. In una di queste bare una mamma, Sumia, poggia su una di queste bare una lettera per suo figlio. Perché per i prossimi bimbi il viaggio della salvezza non si trasformi in quello nero dell'oblio, uno spettacolo per approfondire il tema dell'immigrazione è quello che andrà in scena giovedì 12 maggio a Treviso al Teatro Eden a partire dalle 20:45, pièce facente parte della campagna Bambini in pericolo. Il tentativo è quello, l'ennesimo, specialmente quando non parla nessuno di queste cose, di arrivare al più vasto pubblico possibile. Allora ci siamo detti, io insieme alle persone che hanno lavorato con me all'UNICEF, proviamo con il teatro.